Secondo la legge dello stile, una cosa è tanto più bella quanto più manifesta nella sua forma la sua destinazione. Un levriere, le gambe di Ida Rubinstein, le modellature del mio politissimo cranio, per esempio, sono tra le più espressive bellezze del mondo. Il politissimo cranio è quello di Gabriele D'Annunzio, che così lo celebra in quell'insieme eterogeneo di scritti raccolto nelle faville del Maglio. Lo scatto è di Giovanni Cividini, triestino di nascita, pordenonese d'adozione, classe 1879, che D'Annunzio in una lettera ringrazia per avere, dice, messo in evidenza la parte migliore di me. Attimi fissati per sempre, tra il 1915 e il 1917, nei campi di volo dell'esercito italiano tra Lacomina e Aviano, luoghi che D'Annunzio, nominato dal generale Cadorna osservatore dall'aeroplano, frequentava con assiduità. Una mostra, Oltre le nuvole, ospitata negli spazi delle Gallerie d'Arte Contemporanea di Monfalcone, offre attraverso quegli scatti un frammento della Grande Guerra e di una aviazione che nasce e subito crea la romantica figura del pilota, avventuriero fascinoso, grandi occhiali, giacca in pelle, sciarpa al vento. Cividini racconta attraverso le immagini la vita di quegli aviatori con foto scattate da lui e dagli stessi piloti ai quali lo Stato Maggiore assegna il compito della ricognizione, svolto in passato dalla cavalleria. Il volo da sport riservato all'élite si trasforma in nuovo strumento di guerra e di propaganda per far dimenticare il fango e la morte nelle trincee. E se il manifesto futurista del 1909 aveva celebrato la bellezza della velocità e il volo scivolante degli aeroplani, è D'Annunzio che inventa la parola velivolo, vocabolo dirà di aurea latinità, e che a Cadorna nel maggio del 17 scrive di un'aviazione che è precorritrice della vittoria, milizia celeste più forte del mondo. E negli scatti della mostra anche il Caproni di Maurizio Pagliano e Luigi Gori, che D'Annunzio a bordo bombardano Pola nei primi giorni dell'agosto del 1917. Cadranno nel dicembre dello stesso anno impegnati in una missione sulla linea del Piave. Sarà ancora D'Annunzio a proporre di intitolare ai due piloti il campo di volo di Aviano.